Amici di Diffusion, benvenuti a uno degli appuntamenti più attesi della nostra trasmissione Love, questa sera dedicata ad un tema davvero complesso, ovvero il difficile mondo delle relazioni e come affrontare il litigio di coppia. Un argomento, un tema che riguarda davvero tutti, dalle coppie più giovani alle coppie più longeve, quelle che stanno insieme da una vita, anzi forse riguarda soprattutto quelle. E allora come affrontare i confronti, quando possono essere costruttivi, quando invece al contrario possono essere distruttivi, ne parleremo come sempre in compagnia del nostro esperto, del nostro psicologo, psicoterapeuta, il dottor Emilio Gerboni, e con la nostra conduttrice Paola Sini. Non mancate! Salve a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Love. Oggi abbiamo un argomento super interessante, infatti diamo subito il benvenuto al dottor Emilio Gerboni, che come sempre mi farà compagnia. Ciao Emilio, grazie per essere qua, e ai nostri ospiti che tra poco conosceremo, perché oggi intanto abbiamo un parterre completamente femminile. Questo mi fa molto piacere, perché normalmente abbiamo gli ometti e invece oggi, mi dispiace per te Emilio che sei in strettissima minoranza, parleremo tra donne e parliamo proprio di quelli che sono i litigi nella coppia, quindi tutte le dinamiche che vengono insomma in qualche maniera a inficiare quello che è il normale rapporto che inizialmente è pari idilliaco e poi appena ci si conosce leggermente meglio vengono fuori disastri, e vediamo un attimo come li affrontiamo. Ahimè per te Emi, oggi siamo soprattutto sesso debole, che poi debole insomma direi proprio di no, quindi vediamo. Delle volte essere la minoranza è bello. Vediamo se saprai contrastare il nostro pensiero. Intanto diamo il benvenuto ai nostri ospiti, partiamo da Filomena. Io sono Filomena, ho 22 anni, nella vita studio, faccio la facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari e di hobby ne ho tantissimi. Quello a cui sono più affezionata, più attaccata forse è il ballo, e ballo salsa cubana da 1 anno e mezzo, e dato che stiamo parlando di amore posso anche dire che molte coppie nella vita sono nate proprio sulla pista da ballo. Quindi è vero, parlo vero. Anche per mia esperienza personale. Poi. Quindi sei fidanzata con un ragazzo conosciuto a ballo? Con il mio maestro di ballo, fantastico, sì. fantastico. E si litiga anche, no, per il ballo. Litigherete anche, perché se c'è qualcuno che ti invita sì. a ballare, lui addrizzerà Sì. le antenne, immagino, Sì. immagino. E... Bene, grazie, benvenuta. Ciao, Ciao. sono Chiara, ho 25 anni e ho studiato presso il corso di laurea di infermieristica e mi laureo ad aprile, quindi ho finito gli esami, devo solo esporre la tesi. Per quanto riguarda gli hobby, mi piace molto leggere, perché avendo fatto il liceo classico ho ripreso in mano, adesso che ho finito gli studi, un po' di letteratura. Brava. Ho ricominciato a leggere la Divina Commedia di Sana Fantastica, Pianta. fantastica, sono assolutamente d'accordo con te, l'ho fatto anch'io. E per il resto mi piace molto andare in palestra e conoscere gente nuova e uscire con le mie amiche a cui voglio molto bene, a cui sono molto legata. Fantastico, quadretto completo. Grazie, benvenuta. Ciao, io sono Giulia, ho 23 anni, anche io sono laureando in infermieristica come la mia collega, mia amica. E niente, io insomma come hobby ho beach volley, pallavolo, mi piace fare sport, poi in generale un po' tutti, insomma quello che trovo da fare. E faccio anche la barista, insomma per mantenermi un po', insomma, per togliermi i miei sfizi, insomma. Giusto, non è un lavoro, cioè, spero di fare l'infermiera in un futuro e non la barista a vita, e niente, del resto... Di curare qualcuno che si è preso il cometilico al bar e che poi viene sì, a farsi... insomma, Cioè, alla c'è fine sempre un i filo rosso in pazienti tutte le GAG sono cose. sempre quelli. E niente, del resto, anche a me piace molto leggere perché mi rilassa, mi concilia anche il sonno. Soprattutto? Sì, e anche io adoro divertirmi, uscire con gli amici, sono una persona molto socievole, anche comunque il mestiere che faccio adesso comunque Certo. mi permette di socializzare. Grazie, Insomma. benvenuta. Io sono Federica, ho 22 anni, nella vita faccio la barista, come hobby col lavoro che faccio non ne ho tantissimi, a parte uscire con le amiche e divertirmi. L'unica cosa che faccio quando ho tempo libero è stare con gli animali, quindi amo tantissimo i miei cani, ne ho 5. E quindi quando sono a casa, insomma, mi piace girare con loro e basta. Grazie.
Ciao, sono Asia, ho 19 anni, nella vita faccio la gelataia, bellissimo. Niente, come hobby, se vogliamo dirlo hobby, mi piace molto l'estetica, infatti ho fatto una scuola di estetica, quindi tutto quello che riguarda la cura del corpo, cioè unghie, trucco, capelli, niente, altri hobby non ne ho. Sembra fatto apposta, perché accanto a te abbiamo invece proprio una... Io sono Michela, in realtà potrei essere la mamma di tutte queste ragazze perché ho 51 anni. Portati benissimo. Grazie. Sono un estetista e insegno estetica in una scuola regionale di Bologna. Ho 3 figli grandi, sposati e sono già nonna. Fantastico, ma che bella nonna, scusa, ma voglio dire. Benissimo, grazie di essere qua con noi. Adesso svisceriamo un po' l'argomento di stasera che insomma direi che è universale, ahimè, tocca a tutti. Prima o poi il primo litigio, le prime dinamiche, i primi fastidi, passato appunto il periodo dell'innamoramento dove qualsiasi cosa faccia il compagno pare caduto dal cielo, ci si rende conto che in realtà ma guarda come mangia, ma guarda che dice, ma come ti comporti, ma sei arrivato in ritardo e non mi porti mai a cena, e allora quando è che andiamo al cinema? E quindi tutte quelle che sono le dinamiche tipicamente venusiane, quindi tutte le piccole lamentele che le donne considerano importanti, paradossalmente, non si capisce per quale motivo, vengono recepite dall'uomo invece come delle gran rotture di scatole. Quindi è proprio lì che nasce il battibecco, che poi può sfociare nel litigio vero e proprio, per parlare delle inezie, perché poi quando si inizia a litigare invece per discorsi molto più importanti subentrano le crisi e quant'altro. Vediamo un attimo, Emilio, come si affronta anche un litigio, cioè da cosa parte, quali sono anche i cuscinetti che potrebbero attutirlo, quello che insomma le nostre ragazze ci dicono a proposito. Io sono per esempio una persona che difficilmente urla, quindi per me insomma trovare una persona che ha questo tipo di comunicazione sarebbe l'ideale, e invece mi sono resa conto paradossalmente nel mio percorso sentimentale che meno urlo io e più urla l'altro, perché se una persona è istintiva e davanti trova una persona serafica che insomma non dà soddisfazione all'istinto, si arrabbia ancora di più, quindi ho dovuto cercare di modulare il mio carattere e ogni tanto ricordare di urlare anch'io, perché così ritroviamo un equilibrio. Sentiamo, tu e Miede, con Ilina per esempio, come affrontate i litigi? Beh, ovviamente io applico tutte le indicazioni che solitamente do anche alle persone che richiedono il mio aiuto. Certo. Ma sicuramente dobbiamo dire che il litigio è il banco di prova della coppia. Vero, sono nel senso che è lì che si va a definire veramente la crescita e l'approfondimento, no, della relazione. Anche se molto spesso è proprio uno dei primi motivi, delle prime ragioni per cui si chiede aiuto poi a uno specialista nella terapia di coppia. Quindi sentiamo proprio dai ragazzi, poi vedremo insieme anche delle indicazioni più specialistiche, però certo. Sul fatto, no, che spesso si ritiene che il litigio sia qualcosa di negativo in sé, da eliminare, e quindi spesso alle prime avvisaglie si tende a uscire fuori dalla relazione. Questo è un po' quello che oggi avviene, no? Proprio perché uno fa, correggimi se sbaglio, 1 più 1, litighiamo, quindi non andiamo d'accordo, non sei la persona per me. Molto spesso è così. Invece forse sarebbe solo una questione di trovare il modo di comunicare. La differenza è proprio il come si gestisce, ci si organizza nel litigio. D'accordo, sentiamo. Michè, hai il microfono in mano. Tu hai 3 figli, quindi avrai avuto ovviamente Sicuramente io ho un'esperienza che rispetto alle altre insomma è molto più lunga. Beh, io sono stata sposata a 23 anni ed effettivamente avevo un marito con cui litigavo abbastanza spesso, sicuramente. Però devo dire, dopo mi sono separata e ho avuto un altro compagno, che forse è quello a cui sono rimasta più legata in assoluto, forse perché come ha detto appunto lei, litigio, a forza di litigare poi alla fine ci volevamo molto bene, forse anche per quello è costruttivo secondo me il litigio, piuttosto che invece non dire nulla o tenersi le cose dentro o fingere.
Anche perché si arriva a un'implosione, cioè Esatto. quando non si parla per paura del litigio, questo non vuol dire che non si tenda a recriminare qualcosa al rapporto, e quando non c'è appunto un'esplosione, un'espressione piena, si tende a implodere, ad arrivare proprio al punto clou dove la goccia che fa traboccare il vaso è quella definitiva. Invece spesso il litigio, se fatto bene, è terapeutico anche. Quindi, Assolutamente sì. sicuramente. Quindi non ho capito, Miche, sei più legata a tuo marito di 23 anni o al nuovo compagno? Cioè a quello che c'è stato dopo? Ovvio che sono stata legata a tutti e due, ho voluto bene Certo. assolutamente a tutti e due, solo che con il primo, cioè con mio marito, litigavo abbastanza spesso, per motivi un po', forse perché eravamo anche molto molto giovani, Certo. e quindi si litigava molto di più, però almeno se non altro potevi dire quello che pensavi, riuscivi a comunicare con lui litigando, sia pur litigando, ma comunicavi. Invece con il mio compagno, invece col mio secondo compagno, no, perché lui era un tipo molto tranquillo, molto calmo, quando c'era da dire qualcosa lui preferiva non sentire. Ok. Quindi E mettere un questo po' che la reazione testa ti sotto la creava? sabbia. Che... Come hai detto tu, alla fine, perché a me servono queste cose. alla fine perché... sono arrivata che ecco, quando non comunichi è difficile poi portare avanti una relazione, perché in realtà sei insoddisfatta. Almeno io ho avuto questa sensazione dopo un po' di anni, perché non comunicando non potevo dire quelle che erano le mie difficoltà. Certo, comprensibilissimo. Anche perché molto spesso si dice appunto eros et thanatos, quindi un rapporto in qualche maniera guerresco, quindi sanguigno, tiene in piedi anche l'eros, quindi si fa la guerra per poi fare l'amore a letto. Fare l'amore a letto, fare la pace a letto. Ecco, io ero partita con l'amore. Quindi effettivamente vedi quelle coppie tutte belle squinzose, squillanti, belle Schweppes, tendenzialmente hanno caratteri contrastanti che però mantengono viva la passion, la furesta. Il litigio è una di queste, assolutamente. Io sono d'accordissimo, per quanto non sia una persona litigiosa, trovando sempre persone invece molto più istintive di me, mi rendo conto di esserne attratta, quindi c'è qualcosa che soggiace proprio al litigio in sé, o comunque una persona che, contrastando il nostro carattere, perché insomma se incontri una persona uguale a te t'annoi, cioè dopo un po' ti stai facendo la calza in casa, quindi un po' di pepe nel rapporto secondo me funziona. Sentiamo Asia, tu che sei la più giovane. Allora, secondo me il litigio nella coppia è assolutamente costruttivo. Per quanto mi riguarda, nella storia che ho avuto io di 6 anni con il mio ragazzo, cioè, ha soltanto rafforzato il rapporto. Secondo me non... si dice molto spesso, incontro magari mie amiche e altra gente che dicono se litigate sempre perché non ci tenete uno all'altro, poi magari sarà l'unica coppia che è riuscita, diciamo, a costruire qualcosa, perché non so, in qualsiasi situazione, magari sì, nel limite della cosa, cioè il litigio in certi limiti. Certo. Però secondo me il comunque parlarne delle cose, affrontarlo anche litigando, cioè, secondo me è la cosa migliore comunque. Poi, non so, ad esempio, tipo io se magari quando litigavo con il mio amoroso, lui era sempre quello molto più, si arrabbiava subito, urli tra virgolette ovviamente. Io invece ho sempre lasciato molto scorrere la cosa e alla fine ha sempre funzionato, insomma, il non dar ragione, però il, diciamo, essere tra virgolette... E tu sei contento, che è una regola generale del mondo. No, neanche tanto quello. Magari fargli capire che avevo ragione, però non urlando o sgridando così. Diciamo che sì, dando tra virgolette ragione, però cioè, alla fine insomma si arrivava a capire che ero io che avevo ragione. Non so come spiegartelo. E ti è ricreata il tuo, insomma, modus operandi, esatto, sì, il tuo saperti intrufolare. Che alla fine si arrivava a una conclusione positiva, catartica, esatto, positiva, dialettica. Esatto, sì. Comunque Ottimo. secondo me il litigio è molto costruttivo. Beh, a meno che insomma uno non arrivi alle mani Sì, a offendersi, no, una cosa che io non tollero nella maniera più in- assoluta, neanche nei momenti di cieco, di cieca disperazione, sono le parolacce per esempio. Cioè offendersi con brutte parole è sintomatico di non rispetto, quindi vuol dire che io capisco insomma, ti può capitare, ecco, insomma, di dire una cosina in più o un atteggiamento un attimo più irruento, però quando l'abitudine è offendersi, dire cose pesanti, perché poi la lite, la rabbia passa, però in realtà quello che hai sentito
in qualche maniera resta, quindi è una cosa che non tollero davvero, oltre alle mani che assolutamente non sono tollerate in nessun caso al mondo, proprio in nessun caso al mondo, sono anche le parolacce, non le tollero affatto. Che dici, Mice? Sono sintomatiche di irrispetto proprio, perché una persona arrabbiata, per quanto infervorata in quel momento, dovrebbe offenderti? Cioè, non... Allora, innanzitutto poi il valore l'impatto emotivo che una parola specifica, che poi può essere il turpiloquio, sì, è anche abbastanza soggettivo, nel senso che appunto nel tuo caso ad esempio c'è proprio una sorta di avversione, no? Sì. In quanto lo vivi come assenza di rispetto, mancanza di rispetto nei tuoi confronti. Non è detto, nel senso che spesso io sono in un certo senso favorevole al turpiloquio, visto come non mancanza di rispetto, ci mancherebbe, ma in quanto modalità di scarico di tensioni. È ovvio che sempre dobbiamo trovare l'equilibrio. Questo è stato dimostrato che le persone che utilizzano di più il turpiloquio solitamente riescono a scaricare delle tensioni, e magari delle persone più precise, che mai fanno uscire fuori una sbavatura, invece accumulano tensione. Ora, sì, è ovvio che nella discussione di coppia poi va un po' calibrato se le parolacce sono rivolte a te. Io di quelle, esatto, di quelle parlo, cioè esatto. Se hai dormito come il giorno prima e poi mi chiami poco di buono il giorno dopo perché sei arrabbiato. Esatto, quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è proprio se io ritengo che a seconda della complicità che c'è nella coppia, talvolta si riesce a capire che la parolaccia che la persona ti ha rivolto in realtà non è intesa come un'offesa reale, ci siamo, però questo è solo un livello è quasi un sintomo di approfondimento. Poi è ovvio che si diventa abituale a appellarsi alla propria compagna e cambia completamente il discorso, certamente. D'accordo. Secondo me, se posso dire una cosa, certo, anche il litigare, insomma, con parole, diciamo, parolacce, insomma, è anche il non saper cosa dire. Cioè, secondo me, io almeno, sia amicizia che in amore, ogni volta che ho litigato, l'arma, diciamo, migliore è il saper parlare. Non l'offesa in parolacce, proprio il saper gestire la situazione. Le parolacce sono, secondo me, le dici quando non sai cosa dire, quando... Diciamo che la cosa migliore sarebbe il silenzio, perché sei dalla parte del torto, e quindi diciamo che l'unica cosa che riesci a dire è una parolaccia, perché non è nient'altro che hai da dire, cioè non c'è nient'altro da poter dire. Invece io assolutamente non uso questo linguaggio. Io se una cosa te la devo dire, te la dico tranquillamente, ma te la spiego, te la faccio capire, ed è per questo che alla fine, infatti, ogni volta ho sempre, diciamo, risolto le mie discussioni, perché non ho usato... Cioè, non ho usato un linguaggio che non appropriato, diciamo. Bene, questo è sintomatico di grande maturità. Riesco a fartele capire in modo tranquillamente, in modo umano, educato. diciamo. Io invece ho imparato col tempo, perché mi ricordo il mio ex fidanzato che a un mio scatto verbale, ma neanche tra i più pesanti, se proprio dobbiamo dirlo, però c'era stato. Non mi ricordo se, insomma, stavamo andando a Merano, insomma, un weekend romantico, mi ha riaccompagnata a casa. Ha fatto marcia indietro, ha detto, beh, io mi stai scherzando? No. E così è stato, mi ha lasciata lì. Io direi che ho imparato da quel giorno, ma mi ha insegnato un sacco di cose in realtà, i ritardi, perché prima si litigava sempre perché io sono perennemente in ritardo, cioè proprio cronico, questa relatività del tempo secondo me l'ho inventata io, e ho iniziato a lasciare, anziché litigare, perché tanto io sapevo gestirmela, quindi dopo un po' una moina qua, una moina là, ha iniziato a lasciarmi a casa, ad andarsene, quindi sono cresciuta e sono migliorata, quindi forse questo carattere che mi riconosco adesso molto calmo è il frutto di bastonate adolescenziali, di sicuro. È ispirato anche Einstein per la teoria della relatività del tempo, ovviamente. Quante cose, scriveranno un libro. Allora, siamo nel clou del clou. Che succede quando abbiamo invece un fidanzato o comunque un compagno molto irruento? Vi è mai capitato di avere paura, per esempio? Ma non soltanto paura fisica, paura emotiva, cioè che fossimo lì per... arrivare al dunque? No, sempre litigi molto, molto tranquilli. No, dai, su via. No, i litigi non sono quasi mai tranquilli, quando si litiga spesso e volentieri c'è un motivo, cioè non si litiga dal nulla.
I miei litigi fondamentalmente sono molto molto pesanti, però io sono una persona che fa pace subito, cioè nel senso si litiga, si affronta il problema e poi insomma si fa pace. Niente rancore, quindi niente musi lunghi. No, niente musi lunghi e sì, la paura di finirla, perché molte volte quando si è tanto arrabbiati si dice anche questa è l'ultima volta, basta, finché poi dopo, insomma, le delusioni le abbiamo avute tutti, non succede veramente, infatti a me poi è successo così. E quindi sono d'accordissimo con i loro due pareri, le litigate servono, non esiste una coppia che non litiga, secondo me. Anche se io ne conosco. Io penso che una coppia che non litiga non lo vuole far vedere o comunque non lo vuole far sapere, perché penso che chiunque, anche tra amiche, si litiga, non esiste una coppia che non litiga, qualcosa che non va c'è sempre, in tutte le coppie, in tutti i matrimoni. Oppure c'è un carattere più remissivo che sopporta e prima o poi esplode, oppure non esplode mai però vive in maniera infelice. Questo sicuramente, perché anche secondo una me. coppia è fatta da due individui diversi ed è veramente paradossale pensare che si incastrino alla perfezione, cioè, anche secondo insomma, me. vuol dire che c'è qualcosa che non va. Io conosco anche persone sposate che stanno insieme per abitudine e che non si lasciano perché uno dei due obbliga l'altro a stare insieme. Conosco anche queste persone qua. Sì, c'è anche da dire che chi non ha voglia di litigare, non ha neanche voglia di litigare, forse ha poco da dire, davvero, e poca volontà di salvare qualcosa, perché il litigio è sempre teso a migliorare qualcosa, o perlomeno l'intenzione è quella, o comunque c'è fermento sotto, e allora vuol dire che c'è ancora dell'amore. Comunque, ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco.